Influenza è vicino al suo picco stagionale, ma ha già ucciso 13 persone, tra cui una bambina di 2 anni di Padova. La piccola era affetta dal ceppo H3N2 e non da quella suina H1N1, ma soffriva di gravi complicazioni. L'assessore regionale alla sanità Luca Coletto definisce nel report settimanale l'influenza particolarmente aggressiva, i cui effetti sono devastanti a causa di una riduzione delle vaccinazioni. I 5 ceppi che stanno dilagando nel Veneto negli ultimi 7 giorni hanno colpito 85,5 persone su 10.000. L'età media delle persone che hanno contratto l'influenza si aggira sui 56 anni, anche se in questi giorni è stata registrata una diminuzione di casi tra gli adulti. I ricoveri in terapia intensiva sono stati 50. Nel territorio dell'USL veneziana sono aumentati i piccoli pazienti di età pediatrica da 0 a 14 anni, fino ad arrivare a 147 ogni 10.000 soggetti, pari a circa 540 malati. Tra gli adulti da 50 si è scesi a 36 casi ogni 10.000 persone, per un totale di circa 1 migliaio di affetti costretti a rimanere a letto. Una pandemia, dicevamo, legata anche, secondo i sanitari, al minore ricorso alle vaccinazioni. Nel territorio veneziano, ad esempio, sono stati somministrati vaccini a 2/3 della popolazione di età superiore a 65 anni, troppo pochi per i medici.